Per Brescia-Trapani, Umberto Vallona. Buonasera dallo stadio Mario Rigamonti che si è colorato di bianco-azzurro, una coreografia suggestiva per uno stadio gremito proprio a sottolineare l'importanza di questa sfida salvezza. Il Brescia deve vincere per conquistare la matematica salvezza, in caso di pareggio o di sconfitta potrebbe dover ricorrere ai play-out. Dall'altra parte il Trapani che può vincere, deve vincere con 2 gol di scarto per sperare in una salvezza diretta. Se pareggia va ai play-out, ma potrebbe addirittura retrocedere in caso di sconfitta di contemporanea sconfitta e di contemporanea vittoria di Ternana e Avellino. Andiamo direttamente alle formazioni, partiamo ovviamente dalla Brescia allenato da Luigi Cagno. 3-4-1-2, Arcari tra i pali, Calabresi, Romagna, Blanchard in difesa, Unterse, Bisoli, Pinzi, Colì a centrocampo, Crociata a dare supporto alle 2 punte che sono Andrea Caracciolo e Torregrossa. Dall'altra parte il Trapani allenato dall'ex Alessandro Calori, ex giocatore ed ex allenatore del Brescia, che schiera un 4-3-1-2, Pigliacelli tra i pali, Casasola, Pagliarulo, Legittimo e Rizzato in difesa, Maracchi, Nizzetto, Barillà la linea di centrocampo e poi Igor Coronato a fare da supporto a Manconi e Giallo. Potrebbe essere anche un 4-3-2-1. Le squadre sono schierate in campo, fra poco il fischio di inizio che verrà dato dall'arbitro Fabrizio Pasqua di Tivoli, primo assistente Lorenzo Gori di Arezzo, secondo assistente Giovanni Baccini di Conegliano, quarto uomo Daniele Chiffi di Padova. Almeno 15.000 gli spettatori, 26 gradi, serata estiva. Studio. Poi il vantaggio del Brescia, scusa Graziani, siamo al terzo minuto di gioco, Brescia 1, Trapani 0, Casasola. Tentativo che non ha frutto in attacco per il Frosinone, fermato una... Scusa Graziani, Torregrossa. Quinto minuto, sempre 0-0 tra Pisa e Benevento e la linea va a Brescia. Perfetta contemporaneità, anche qui siamo al quinto minuto e come ho detto in precedenza il Brescia è in vantaggio per la rete. Al terzo minuto da parte di Torregrossa il Brescia attacca dalla sinistra alla destra rispetto al nostro punto di osservazione in completo bianco, con una attenzione però Unterse che va in penetrazione sulla destra. Il pallone viene messo in fallo laterale da Legittimo, dicevo completo bianco con una V celeste azzurro Savoia, dall'altra parte in completo Granata e la Trapani. La descrizione della rete: Bisoli sul corridoio di destra, il cross perfetto è arrivato sul secondo palo, Torregrossa da 2 passi ha messo dentro. Siamo al sesto minuto di gioco, Brescia 1 Trapani 0, la rete, attenzione il Caracciolo però in fuorigioco stava per trovarsi a tu per tu con Pigliacelli. Dicevamo siamo al quarto minuto, anzi al sesto minuto di gioco, Brescia 1 Trapani 0, la rete fin qui decisiva da parte di Torregrossa. La linea a Chiavari. La linea va a Brescia, dove Maracchi manovra nella tre quarti ma sbaglia il passaggio, la Brescia ne approfitta con Torregrossa. Ricordiamo che il Brescia è in vantaggio 1-0. Caracciolo, siamo al limite dell'area, ancora tenta di ridare a Torregrossa un rimpallo, lo favorisce, rete, il tiro in diagonale, Andrea Caracciolo, il raddoppio del Brescia al 18° minuto. Il Brescia allunga sul Trapani, 18° minuto, Brescia 2 Trapani 0, la rete in diagonale di Caracciolo. La linea Chiavari. Brescia, dove sta per battere un calcio di punizione la squadra di casa con Crociato a bandierina di sinistro. Il parziale 12° minuto, 2-0 per il Brescia. Il cross a rientrare, il colpo di testa alla traversa, un colpo di testa che è stato scagliato dal difensore Blanchard, colpo di testa a traversa, poi una deviazione da parte di un difensore del Trapani a occhio nudo. Scusa Bisantis, accorcia le distanze il Trapani con, se abbiamo visto bene, con il numero 11 Curiale, quindi cambia la parziale al Mario Rigamonti. Brescia 2 Trapani 1, a te la linea Bisantis. diamo la linea a Brescia, dove il 39°, dunque il Trapani ha accorciato le distanze, il parziale vede il Brescia in vantaggio per 2-1 sui siciliani. Vi raccontiamo la rete, il calcio di munizione di Nizzetto, la parata difficoltosa di Arcari in 2 tempi, e poi ora ve lo dirò intanto con Giallo che entra nell'area di rigore. Il Brescia è sbilanciato, il cross con Curiale, l'autore della rete del Trapani, che viene anticipato. Dicevamo, Nizzetto ha tirato, la parata difficoltosa di
di Arcari è arrivato, c'è stata una mischia all'interno dell'area di rigore e poi Curiale è stato il più veloce, ha messo dentro. Poi successivamente ci sono state delle scintille, ci sono stati 2 ammoniti, Citro che aveva commesso fallo su Blanchard che ha reagito, dunque altri 2 cartellini gialli. 40° minuto, il Brescia in vantaggio sul Trapani ancora per 2-1, ma se venissero confermati i risultati della Ternana e dell'Avellino, il Trapani sarebbe direttamente in Lega Pro. La linea a Chiavari. Ma noi diamo la linea a Brescia al 45° e 30 secondi, Pisa 0, Benevento 2. E 5 minuti di recupero anche alla Mario Rigamonti. Ricordiamo il parziale: Brescia 2, Trapani 1, con una partita che si è molto innervosita soprattutto perché la Trapani tenta gli attacchi della disperazione, sarebbe retrocesso in Lega Pro con questo risultato. Dall'altra parte il Brescia, se venisse raggiunto dalla Trapani, andrebbe a giocare i play-out proprio con la squadra siciliana. Nel periodo non collegato c'è stata una occasionissima per il Trapani con Citro che dopo una mischia scaturita da un calcio di punizione per il Trapani ha fatto uno slalom speciale, si è esibito uno slalom speciale all'interno dell'area di rigore, poi ha tirato quasi a colpo sicuro, quasi sulla linea di porta, decentrato sulla destra, non si sa come Arcari è riuscito a deviare. Intanto c'è un calcio di punizione per il Brescia, Colì e il numero 9 Caracciolo sono sulla palla. 47° minuto, si giocherà sino al 50°. Brescia 2, Trapani 1, Chiavari. Allora torniamo ancora a Brescia, Vallone. Sì, a Brescia siamo entrati nel 51° minuto, sono stati 5 i minuti di recuperi, sono gli assalti della disperazione del Trapani. La Brescia conduce per 2-1, Pigliacelli che si esibisce in uno slalom all'interno della propria metà campo, arriva il triplice fischio, il Brescia batte il Trapani 2-1, se sono confermati i risultati ce lo confermerà Corsini, il Brescia si salva senza andare ai play-out che non si terranno perché ci sono più di 4 punti fra la quintultima e la quartultima, in questo caso il Trapani che viene retrocesso in Lega Pro. Ed è finita anche a Pisa, il Benevento ha battuto il Pisa per 3-0. A te. Sì, solamente per ribadire, Brescia batte il Trapani 2-1, la linea Corsini.